Ciao a tutti, bentornati. Sono qui oggi per presentarvi un dolce natalizio che potrete mettere sulle vostre tavole nella giornata del Natale, che richiama un po' i gusti dei nostri cannoli e della nostra cassata siciliana, perché lo andremo a farcire con tutti gli ingredienti che normalmente si utilizzano per questi altri dolci. Andiamo a elencare gli ingredienti. Il principale è pandoro o a piacere panettone. Logicamente, se andremo a utilizzare panettone, utilizzeremo meno canditi. La ricotta fresca, del liquore per dolci allungato con un goccino di acqua se no risulta troppo forte, dei canditi colorati, delle ciliegine candite, il cioccolato fondente e dello zucchero a velo e vanigliato. Andremo ad aggiungere poi nell'impasto un po' di vaniglia per dare un sapore più delicato. Andiamo a preparare il nostro dolce. Prendiamo una ciotola abbastanza grande e uniamo i 500 g di ricotta fresca che andrà spezzata. A questa aggiungiamo subito lo zucchero e mescoliamo bene. Andiamo ad aggiungere la vaniglia che darà un po' di sapore più delicato alla ricotta e mescoliamo sempre bene in modo tale che si amalgami tutto in un modo un po' omogeneo. Quindi la ricotta è diventata abbastanza morbida, l'impasto omogeneo. Andiamo ad aggiungere uno alla volta i nostri ingredienti: i canditi tutti belli colorati, e il cioccolato che abbiamo precedentemente tagliato in piccoli pezzettini. Mescoliamo sommariamente gli ingredienti e faremo una buonissima crema per farcire il nostro dolce, a cui daremo una forma di alberello natalizio. Ecco la nostra crema. Adesso andremo a riporla nel frigorifero coperta con una pellicola, dove dovrà restare un'oretta in modo tale che si compatti e diventi un po' più solida. Mentre la nostra crema riposa in frigorifero, andiamo a tagliare il nostro pandoro a fette abbastanza regolari. È sempre un po' difficile non rompere questa delizia. Guardate che belle stelline che vengono, e con queste andremo a fare il nostro alberello. In genere non viene mai utilizzato un pandoro intero, perché altrimenti con la crema verrebbe un albero altissimo e si correrebbe il rischio di far cadere tutto. Quindi utilizzeremo più o meno un 3/4 del nostro pandoro, sempre tagliandolo a fettine abbastanza omogenee. Ne tagliamo un'altra e poi teniamo la base del nostro pandoro. Dopo un'ora andiamo a comporre il nostro dolce. Abbiamo preso la crema dal frigorifero, togliamo la pellicola e prendiamo la base del pandoro in modo tale che abbia un po' di sostegno. Questo liquore viene allungato, è un liquore per dolci, lo allunghiamo comunque con un po' di acqua, se no risulterebbe un po' troppo forte, e lo utilizziamo per
ammorbidire un po' il nostro pandoro, in questo modo. Adesso andiamo a fare i vari strati di ricotta. Sarà buonissimo. Spalmiamo bene la ricotta. Dobbiamo cercare di mantenere un piano abbastanza dritto, altrimenti il nostro alberello per Natale cade in terra. Prendiamo un altro strato, cerchiamo di metterlo in modo alternato con le punte rispetto alla nostra base, in modo tale che avremo un alberello tutto a spicchi dove poi andremo a mettere le ciliegine. Quindi continuiamo con la nostra crema e così tutti gli strati fino alla fine. A questo punto andiamo a mettere la parte finale del nostro alberello, sempre con le punte sfalsate. Dobbiamo infine tagliare le nostre ciliegie candite, le tagliamo a metà e le andremo a riporre sopra le punte del nostro alberello. Adesso, prima di mettere le ciliegine, cospargiamo con un po' di zucchero a velo la punta dell'albero. Visto che quest'anno la neve non l'abbiamo avuta, per il momento la facciamo noi. Direi che così è sufficiente, potete vedere che già sta prendendo forma il nostro dolce. Le ciliegine dobbiamo tentare di metterle sulla punta delle nostre stelline. Facciamo tutto il giro. Fino a completare tutto l'albero, rendendolo vivace e allegro. Questo è il nostro alberello di Natale e a tutti voi che ci seguite con tanta simpatia, auguri di buon Natale e di un felice 2015. Ciao ciao, alla prossima!